ora de colloquio pro tornare a perrere su dialogu intra industriales e pastores, ma chi no ha tisortu su problema de su prezio de su latte verbechinu, s'ata chircare de accattare un medio crasa in casteddu i sinteri di una terra dobbio, chi vi convinto de tornare in bonu in d'unu vortaidie un'avvertenzia che è andata dennantir de meda sannoso a de più vachere passor meda a coa. Sa mesa convocata ieri de su ministro desinterno Matteo Salvini, presentese sorrappresentantese de sos industriales e de sos pastores, su ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio, su presidente della regione Francesco Pigliero e s'assessore dell'agricoltura a Sardu Pierluigi Cariano attaccata a risposta a sa richiesta fatta in custardiese de sos pastores e appoggiato dai tottus as comunidades sardas e sta a narrere chi cherene su latte pacao a €1 al litro. Sos industriales hanno offerto 70 centesimos su governo compartendo di strategia posta in campo della regione Mercurisi ha posto in sa mesa 44 milioni di euro per ritirare più di 60 mizza quintale de pecorino romano in sor magasinos. L'obiettivo è di permettere a su prezzo de su latte de crescher finza a arrivare a €1 al litro. Un passo a innantisi rispetto a sa condizione de sa vigilia, ma che sos pastores non hanno considerato bastante pro tancare sa trattativa, finza sca sono misuras che richiedene chidas pro entrare a regime e tempus oramai non binda prusu. Esti stau transiu tutta sa dobbio de crasa, su cale a tappicare parte per il ministro dell'agricoltura, ma sos pastores hanno assicire sa mobilitazione isettando esitu. In custardiesi in Sardegna, sa campagna elettorale quando mancata una chida pruso manco a sa selezione regionale se scollando in secondo piano prosa protesta de sos pastores. De una chida oramai non si va a vedere prur de sos programma de sos candidatos a presidente, ma desavvertenzia de su latte verbechinu. E sos pastores han impreauso social media per imponere in sa discussione politica questa avvertenzia, chi diata a poter influenzare meda su destino de su voto. Sos candidatos a presidente e sos candidatos a cossizeri sono camminande chi in cautela e schinde chi custa sono questioni difficili ma las esorvere e chi tocca de dare cara las sfruttare pro aere consenso. E lo mostra su risultato des addobbio de eris che in suo ministro desinterno Matteo Salvini chi in pacas oras non è resistio a cattare sa soluzione a questo problema imboiao de annos e annorioso chi per toccata sa relata intre pastores e industriales. Sos pronosticos dana biere chi sos tres candidatos favorios a sa regionale si l'hanno giocare vinzas a s'ultimo voto e sa questione desulata in sa porfia elettorale di appoderare un peso forte meda. Sul finanziere del comando provinciale de Tattari e desa tenenzia de Palau han seiao sequestrao in sarto di Arzacheno una dirgarriga abusiva. A sumere di su terreno l'hanno denunziato a sa procura desa Repubblica de Tempio preso il reator de depositi incontrollau de arghe pro abusivismo edilizio. Sul finanzieri si difatti hanno scoperto in un terreno de 3 metros quadros materiales ediles, macchinarios, arga de cadazzenia, vinzas arghi speciale che a bombolar de gas, rodas, sanitarios in ceramica, ponteggio de verru. In prusa sa garriga abusiva hanno scoperto che in suo terreno hanno avravicaudo arbaraccas de lamiera sopra un basamento de cimento e vinzas un uvravico in cimento, tutto in cimento, con suo spuru abusivoso. Questo manzano inaugura in su centro polifunzionale de Carrera Roma hanno inaugurato una mostra nuragica, promovi organizzata da esa cooperativa Sardinia Experience che in su patrocinio di su comune de Nugoro presente su sindico de Nugoro Andrea Soddu, s'assessore regionale a sa cultura Giuseppe De Sena e tottu sa giunta comunale. Dai crasa sa mostra a essere aperta a su pubblico e a barrare aperta vinzas a su 7 de aprile. A pustir desa stappar de Terranova, Tattari e Barumini sa mostra sta arribata a Nugoro pro donare a mannos e minores una pagina emozionante desistoria desa Sardigna de 3 chimbicentos annor facete. Uno viaggio in su tempusu contao che in una formula nova, moderna e sta a narrare chi sa realtade virtuale. Sos organizzadores sottolineiano chiesto un percorso narrativo che parisa sa realtade virtuale immersiva permette a sos visitadores de vivere un'esperienza unica in intro desedade nuragica. Esta è una bella occasione per imparare e pro promuovere e valorizzare sa azienda archeologica manna de su territorio sardu. Su mudamento, su coraggio de cambiare de si ponere iocu, sa dispidia, da isu connottu, vido scomento occasione de crescita culturale umana. A minores, autore de 3 ore, si visavata de diventare mandracche.
Proitte proprio questo personaggio e calisunu oi esos personaggios chi stimano sorzovanoso. Custas sa strata schiana de pessichire sos studentes de su liceo classico Aspruni de Nugoro propicare parte a 6ª edizione de sa bursa de studiu Bacchisio Vloris. Chi cherete promuovere sa conoscenza de sos romanzos de Bacchisio Vloris, Nuoro Forever e 3 ore, e plus in generale cherete insullare sorzovanos a conoscere menzus sa realtà de Nugoresa in sos annos chimbante 60, chi sono su fondamento culturale, affettivo e socioambientale des romanzos de Vloris. S'edizione 2019 l'hanno presentata a Costumanzano in sintesi di una conferenza pros imprenta in Saula Magna de su liceo presente su vizu de Bacchisio Giovanni, su giornalista, Samuzere Anne su giornalista Giacomo Mameli, all'irdare su Benevegno su dirigente de su liceo Antonio Vadda. Sa borsa de studio lata promovia sa famiglia a Vloris in su contributo de sa Fondazione Sardigna e in questo anno ha permesso a sordischenter de su liceo Asproni, ove atti studiao Bacchisio Vloris, de conoscere una Nugoro che non s'accatta prusu, ma che sta barrada in su coro desi scrittore nugoresu.